Una volta Macellai si nasceva per continuità generazionale dopo aver lavorato per anni e anni come garzone. Oggi invece si studia. Lo si fa a Teola, ai piedi dei Colli Euganei, all'interno di un'azienda che ha dato vita assieme all'ENAIP ad un corso appunto per macellai, al quale la Regione Veneto col suo presidente Luca Zaia ha dato il suo patrocinio. Siamo di fronte a una scuola che risponde, proprio il caso di dirlo, a un'esigenza del territorio. Abbiamo come riferimento 1600 macellerie e anche la volontà di ricordare che gli addetti in queste macellerie sono più di 3200. Un lavoro che nasce dalla tradizione, che vede la nostra regione in prima fila con oltre 3000 addetti. Macellaio in dialetto noi lo chiamiamo beccaro. Beccaro trasformava le carni, le cucinava e le vendeva, il macellaio le macellava solo. E noi dobbiamo ripensare ai nostri vecchi mestieri in un mondo che è cambiato. C'è una formazione igienico-sanitaria, di normative, di sicurezza nel lavoro, il tema della tracciabilità delle carni. Veneto, la cui agricoltura è il suo fiore all'occhiello, al primo posto con 160.000 aziende, un fatturato da 6 miliardi, 350 prodotti tipici e primo produttore mondiale di vino, un settore in grado di offrire posti di lavoro. Di questi 15 ragazzi, 11 stanno già lavorando, solo nella provincia di Padova ci sono circa 1600 macellerie e i pensionati stimati ogni anno sono circa 20-25 e quindi il posto per loro c'è. Lavori purtroppo considerati umili dai giovani, costringendo le aziende a cercare altrove, come ci racconta lo stesso sindaco di Teolo. Io personalmente nel ramo metalmeccanico abbiamo difficoltà a trovare saldatori specializzati, saldatori che dobbiamo adesso andare a ricercare nei ragazzi dell'est europeo oppure del Nord Africa.